One Day Bella Vista, una giornata al Bella Vista di San Leone, con noi Giuseppe Fonti. Ciao Alessandra. Ciao Giuseppe, proprietario di un ristorante a Canicattì, di una discoteca a Racalmuto e di un pub ad Agrigento. Benissimo. Oggi siamo ospiti tuoi qua al Bella Vista, Grazie, che è questo splendido posto sul mare, lido e ristorante. Sì, esatto. Da che cosa nasce questa tua passione per la ristorazione, per l'intrattenimento? Allora, è nata, diciamo, per scherzo, perché mi occupavo di un altro lavoro per 20 anni, che non ha niente a che fare con questo, quindi mi occupavo di sanità. E è iniziato con, diciamo, una piccola occasione di questo bellissimo locale che si trova sul mare di San Leone, dove è un locale multifunzionale, dove il cliente viene qua dalla mattina fino alla sera a rilassarsi, trova tutto. Bene, questo appunto è il One Day. One Sì, Day questo è il One significa Day. dalla mattina Sì. fino alla sera, quindi dalla colazione alla cena. Il tutto si svolge chiaramente in questa splendida spiaggia di San Leone, dove la gente può pranzare, può fare il bagno, può prendere l'aperitivo, ma anche assistere magari a qualche cosa di serale di intrattenimento, presumo, no? Sì, Quindi? noi ci organizziamo sempre per dare nuovi stimoli anche alla gente di venire, di trovare sempre qualcosa di diverso, quindi dal concertino, diciamo, live. Al DJ, facciamo anche la serata caraibica, è molto bella. Diversifichiamo per non dare sempre un format al locale. Giuseppe, che tipo di cucina fate qui al Bella Vista? Allora, principalmente a base di pesce, Bene. poi varia anche sulla carne, ma abbiamo degli ottimi crudi e trattiamo realmente i migliori prodotti del pescato, diciamo quasi locale, quindi da Porto Empedocle a Sciacca a Mazara del Quindi Vallo. sono tutti prodotti a chilometro zero A chilometro praticamente. zero. Ecco, questa è una grandissima cosa, quindi se la gente viene qua a mangiare trova anche delle specialità, diciamo, del territorio, Sì, giusto? esatto. Bene. E per quanto riguarda invece il palinsesto artistico, tu hai già fatto una programmazione artistica per la stagione oppure questa cosa avviene di settimana in settimana? Allora, per il periodo in cui ci troviamo, visto che ci sono stati molti cambiamenti di decreti da parte della regione anche a livello nazionale, ci organizziamo settimanalmente quasi. Chiaro. Siamo in fase 3, quindi automaticamente ora la regione Sicilia ha dato più libertà nell'organizzarci anche con il ballo, con la musica, con gli artisti, eccetera eccetera. Appena torneremo quasi alla normalità sì, faremo un palinsesto che porta tutta la stagione e ci prepariamo anche all'inverno. Bene, certo, perché questo ricordiamo ai nostri amici che questo è un locale che funziona per tutto l'anno, Sì, è tutto quindi l'anno anche in aperto. inverno la gente ha la possibilità di venire al mare e di guardare il mare da questa meravigliosa vetrata e quindi anche È uno un'emozione. spettacolo perché il mare è proprio da dove si siedono a cenare o a pranzare, dico, è vista pochi metri. Mare d'inverno. Il mare d'inverno Che dire? dà la serenità, diciamo, a tutti, anche nel periodo invernale. È molto bello sia quando si arriva la mattina, sia quando si vede il tramonto, sia quando si va via. Assolutamente. Parlando di emozioni, io guardo questo splendido quasi tramonto. Ci stiamo avvicinando all'ora dell'aperitivo. Qual è l'emozione che vorresti che il cliente provasse quando arriva qua, si beve un drink, si fa l'aperitivo, guarda il sole che va giù e sente la musica? Allora, sono emozioni che da persona a persona cambiano. Abbiamo molta gente che viene qua proprio al tramonto perché li rilassa, è un locale dove ascoltano una bella musica, bevono il loro cocktail tranquillamente e lo trasmettono anche loro a noi tanta serenità, non solo noi riusciamo a trasmettere serenità a loro. Quindi questo è un relaxing place, Sì, chiamiamolo così, chiamiamolo l'isola così. felice per tutti quelli che vogliono venire qui in questa zona di Agrigento e trovare un posto di classe. Diciamo che io aggiungo pure questo, lavoro circa 18 ore al giorno. E ogni giorno ho la soddisfazione di trovarmi in un posto e con la gente giusta per trascorrere quello che io faccio per lavoro in un relax, dico, che
impagabile. E allora Giuseppe, ricordiamo a tutti i nostri amici, vi aspettiamo tutti qui al Bella Vista a San Leone. Strung out and now I don't know what to do. Should've taken all of away, dear God, how well you put me through. I'm so strung out, somehow my life's gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, don't take. Da diversi anni l'accoppiata cibo-musica è una coppiata vincente. In tutti i locali notturni ci sono i famosi apericena. Le migliori discoteche del mondo hanno allestito all'interno i migliori ristoranti del mondo. Quindi, come potete vedere, il cibo e la musica sono una coppiata vincente. E noi di questo dobbiamo parlare oggi qui a TVTV. E siamo venuti a trovare chi? Il miglior chef d'Italia, colui che porta una meravigliosa stella, che ci ospita nella sua console. E voi sapete che il DJ è geloso della sua console come lo chef è geloso della sua cucina. Ma ci ha ospitati all'interno di questa meravigliosa cucina. Tony Lococo, ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie di averci ospitato all'interno della tua cucina. Grazie per il mio in Italia, ma ci sono tanti bravi. Dico, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro e stare insomma sempre sulla cresta dell'onda, cercando di mantenere sempre aggiornati, dando il massimo come un DJ fa nella sua console per dare
alla gente che arriva in discoteca, noi lo facciamo, la nostra console sono i fuochi, voi avete un po', una volta si usava il disc jockey, c'era, adesso insomma un po' tutto elettronico, quindi insomma è un po' cambiata. Quindi benvenuti nella nostra cucina, oggi qua siamo al ristorante I Pupi, siamo a Bagheria. Oggi parleremo un po' anche di cucina, cercheremo di parlare di musica, insomma toccheremo un po' quello che può essere l'abbinamento tra musica e cibo. È un piatto che abbiamo pensato noi, è un piatto che rappresenta un po' l'estate, rappresenta un po' la nostra terra, la nostra zona, perché la Sicilia comunque è un continente grande. Noi abbiamo un pezzo di Sicilia che è la Palermo, la provincia di Palermo, insomma io sono uno chef palermitano doc, nato a Palermo, poi per amore trasferito un po' a Bagheria, però insomma sono al 50% palermitano, 50% paese, anche se siamo a 12 km, insomma poco in poco. Allora, nel dare il benvenuto anche a tutto lo staff della cucina dei Pupi, Tony, dai, allora, all'opera. Iniziamo a montare il piatto. Ovviamente alcuni passaggi noi li abbiamo saltati. Se Vincenzo mi porta un cucchiaio e un po' d'olio, questa è una prima fase, la zucchina fiscarella che noi abbiamo cotta in tegame con un po' di cipolla e un po' di patate. L'abbiamo cotta e poi frullata e quindi abbiamo fatto questa crema. Nel frattempo, ovviamente io in questo piatto ci sono un paio di passaggi importanti, perché ogni piatto deve avere la parte morbida, cremosa, dolce, salata, piccante, croccante, acida, perché è l'insieme nel gusto che poi noi riusciamo a conquistare tutte le papille gustative nel nostro palato. Come un DJ quando mette la musica deve cercare di andare a trovare i gusti delle persone che sono in pista. È molto semplice. Quindi abbiamo fatto la nostra crema, i nostri scampi già puliti, ovviamente viscerati, levando il budello, insomma, perché è la parte dove potremo trovare anche un po' di sabbia. Noi mettiamo nel padella, scottiamo leggermente. Nel frattempo ci siamo preparati questa cipolla. Vincenzo, se mi porti una pinza per favore. È una cipolla in agrodolce, una cipolla sbollentata messa in acqua e zucchero, è una cipolla rossa di tropea, quindi diventa di questo colore. Questa è la parte acida del nostro piatto. Nel frattempo il nostro scampo va in cottura, quindi abbiamo messo la crema, abbiamo preparato la nostra anduglia, quindi insomma siamo in Sicilia, ci avviciniamo in Calabria, quindi una tradizione che sarà la nostra parte piccante del piatto. La nostra parte orientale, questo zenzero candito, sempre con la tecnica siciliana in agrodolce, quindi prendiamo l'ingrediente e comunque lo inseriamo in cucina nel nostro piatto, sempre dando la tradizione, perché sempre dobbiamo rispettare una tradizione. I gusti siciliani più che altro. Sempre, cioè io rispetto, per me è importante tradizione, territorio e stagionalità delle cose. Ecco, questo insomma, perché chi viene a mangiare, chi si siede nel nostro ristorante deve soltanto attraverso il piatto capire dove sono, quando sono e chi mi sta cucinando dietro. Ecco, abbiamo il nostro scampo, ovviamente io ho fatto una leggera cottura, magari da casa dirà ma uno scampetto troppo poco, chi vuole può aumentare la porzione e ci mette una cassa di scampi ed è felice. Ci rendiamo conto che è diciamo una simulazione esatto, di un piatto, okay, ecco, okay. normale. Quindi, normale. Ma che musica ascolti tu quando di solito cucini? Ma guarda, noi in cucina tutto il giorno ascoltiamo la radio, quindi insomma un po' variamo. Ecco, adesso io metto un po' di induia, che è la nostra parte piccante, nella parte inferiore dello scampo, lo giriamo, ecco, lo poggiamo. Ma guarda, noi ascoltiamo radio tutto il giorno, perché ovviamente facciamo tante ore. Ma intrattenimento o musica? Perché la radio fa intrattenimento e musica. Un po', però solitamente sulla musica, poi dipende le ore del giorno, sai, quando durante la preparazione un po' di musica un po' più soft, durante il servizio incominciamo a pompare. Vincenzo, se mi friggi per favore un po' più dinamico, un po' sì, più dinamico. Ma lo chef Tony Lococo, che musica... Ma guarda, io quando sono a casa, io sono un po' vecchiotto, insomma, dico, non sono tanto giovane, ho un po' questi ricordi dei Dyers, Alan Parsons, insomma, questo un po'... quindi musica di gusto, esatto, musica di gusto. Queste sono quelle un musica di gusto, ottimo. Tornando al nostro piatto, questa è la nostra chips di tenerumi, quindi la classica foglia di tenerumi che viene sbollentata, essiccata, la friggeremo nell'olio per dare la parte croccante. Adesso definiamo il piatto, quindi mettiamo il nostro zenzero candito,
la cipolla candita, la crema di picchipacchio, che è questa pomodoro lavorato con un soffitto di cipolla e basilico. Quindi mettiamo queste gocciottine di picchipacchio, poi andiamo a mettere il nostro giro di olio di oliva, poi la nostra chips di tenerumi che abbiamo, ripeto, disidratato e poi essiccato, la poggeremo sopra. Dulcis in fundo la nostra acqua di tenerumi, perché in cucina ovviamente non si butta niente e quindi è un principio dello chef non buttare nulla. La nostra acqua di tenerumi l'abbiamo affumicata in un forno a legna con dei trucioli di melo particolare e sarà la definizione del nostro piatto. Non appena sarà servito al nostro commensale verrà messo questo acqua di tenerumi leggermente calda e affumicata. Questo è il nostro scampo d'estate, piatto che abbiamo noi nel nostro ristorante e insomma in questo momento la platea che sta ballando è tutto esatto, è tutto, ecco. Voglio dire, in quel momento quando trovi il gusto è favorevole. Beh, io voglio assaggiarla. Ok, dai, posso assaggiare, certo. voglio dire, poi dall'espressione del mio Vincenzo, viso, se mi prendo un cucchiaio da casa vedono un attimino, sì è buono, no non è buono, sarà sicuramente buono, attenzione, però grazie, gentilissimo. Ok, quindi qua puoi rompere tu la... Posso rompere? Sì, puoi rompere la nostra o la vuoi mangiare anche... È peccato però, è peccato. Vabbè, dai, perché guarda, il piatto deve essere fatto, deve essere... Allora, rompiamo, aspetta, ecco, rompiamo così e prendiamo il gambero, un pezzo di scampo, un po' tutto, vai. Un po' tutto, vediamo. Qua. È rimasto un poco, ecco così, vediamo. Ok. Avete presente una platea di 50.000 persone quando il DJ già è al massimo della sua cultura musicale e del suo entusiasmo? La stessa cosa. Grazie a Tony Lococo per averci ospitato ai Pupi e dentro la sua cucina. Grazie a tutti, alla prossima. Noi quei matti che trovi svegli fino all'alba, a scrivere, a creare, a provare, a montare, a smontare e immaginare. Noi, quelli che stanno mesi a leggere i copioni, studiare, osservare, confrontarsi, sudare. Noi, quei sognatori romantici che trovi a guardare il mare e le stelle abbracciate dal cielo. Noi, quelli senza età, che si concedono anima e cuore, ma che a detta del mondo sono egoisti ed egocentrici. Noi, quelli che si rifugiano in un mondo fatto di cose vere e pieno d'amore per donarlo agli altri. Noi, quelli orfani, quelli senza fissa dimora, quelli umiliati, abusati, criticati, quelli che... Ma che lavoro fai? Noi, quelli che ti fanno ridere anche quando il cuore è a pezzi. Noi, quelli delle parole non dette, quelle inutili, sprecate, e
momenti di puro delirio. Noi, quelli delle lunghe attese, le chiamate, i viaggi infiniti in macchina, in aereo, tutti le faremo sapere. Noi, quelli che oggi, più uniti che mai, rivendicano i propri diritti. Noi, quelli delle grandi opportunità, grandi speranze e grandi sogni. E una luce sempre accesa. Noi, che utilizziamo la nostra follia, i nostri ricordi, per creare magia, storie e regalare emozioni. Noi, quelli che non si arrenderanno mai, nemmeno in mezzo alla tempesta. Si rialzeranno e reinventeranno ogni giorno per dare voce alle cose belle, vere e semplici della vita. Noi, anime libere, che determinate a vincere contro l'avidità e la malvagità umana, con coraggio, forza, fede, avanziamo. Perché sappiamo che domani per noi tornerà a splendere il sole. Accolti dai vostri applausi.